Alzati e vai, alzati, enamorati e vai. Esci, cammina con gli altri, cerca chi è solo, colora il mondo con la tua creatività, dipingi di Vangelo le strade della vita. Per favore, dipinge di Vangelo la strada della vita. Alzati e vai. Ai giovani della salute il Papa chiede di alzarsi e andare, alzarsi da terra, dalle tristezze, per imparare a guardare in alto, alzarsi per stare in piedi. Spesso ci si trova a lottare contro una forza di gravità negativa che butta giù, un'inerzia opprimente che vuole farsi vedere tutto grigio. Lo diciamo tutti insieme, uno per gli altri. Alzati. Non ho sentito, sai? Mi piace. Parla ai giovani nell'era digitale, giovani bombardati da modelli spesso troppo lontani e difficili da inseguire. Il fai da te nelle grandi cose non funziona. Per questo vi dico, non isolatevi, non isolatevi. Non isolatevi, non cedete al divano, da qui il grande insegnamento alla bellezza. Nessuno è brutto, ognuno di noi è bello, è bella e ha un tesoro dentro di sé, un bel tesoro per condividere e dare agli altri. Siete d'accordo in questo o no? Sono le parole di un padre, ma anche di un insegnante o di un amico. Il nostro Dio ci sorprende sempre. Avete capito questo? È molto importante. E così conquista il cuore dei giovani arrivati davvero da tutto il Veneto per ascoltarlo. Giovani che hanno trovato nelle sue parole nuova forza e vigore. Lui con tanta forza ci parla e ci dice di rialzarci, di stare in piedi, di essere luce, di essere luminosi, di andare. Il fatto del rialzarsi e della possibilità che ci viene sempre data da Dio del ricominciare. Il discorso che ha detto che tutti quanti in un modo o nell'altro siamo belli e siamo perfetti così come siamo. È stato proprio un bellissimo dialogo, si è avvicinato tanto. La fragilità che Papa Francesco non nasconde e che trasforma in forza. Che come noi ha le nostre idee, è fresco, è giovanile ed è pieno di energia e come ci ha chiesto lui dobbiamo alzarci e andare, e anche lui l'ha fatto e anche lui lo fa sempre. La sensibilità con cui riesce ad arrivare al cuore di noi giovani usando parole semplici ma comunque molto efficaci, profonde. Al di là del discorso cercava sempre di coinvolgersi e secondo me è stata proprio una bella, grande cosa. Ecco. È una bella dose di fiducia. Un minuto di silenzio per pregare insieme per il Santo Padre, poi la conseglia della forcola, la congiunzione necessaria tra barca e remo a significare proprio loro, i giovani, in rappresentanza di tutte le diocesi. Siete figli di Dio, ricorda loro, non siete dei profili digitali, per concludere con l'invito ad incontrare le persone sempre. Ti ricordi che per Dio non sei un profilo digitale, ma un figlio. Non sei un profilo digitale, ma un figlio, che hai un padre nei cieli e che dunque sei figlio del cielo. Il cellulare è molto utile per comunicarsi, è utile, ma state attenti quando il cellulare ti impedisce di incontrare le persone. Usa il cellulare, va bene, ma incontra le persone.